Ed eccola qui, è Sabrina Zunnui. Ciao. Ciao, ciao Sabrina. L'abbiamo sentita prima cantare e adesso è lì dal vivo, nel senso che Mi parla, che sentirete ci dirà. parlare. Esatto, esatto. Senti Sabrina, innanzitutto complimenti per l'interpretazione. Hai fatto una Grazie. cosa, come posso dire, hai osato andare a toccare e interpretare un brano che ha fatto la storia della musica del cinema. Infatti devo dire che ero un pochino preoccupata di questa cosa. Ma te la sei cavata egregiamente, anche perché tutto questo noi, ricordiamo, lo facciamo dalle nostre case. Senti, la prima domanda che ti faccio però non è relativa ad Hans Zimmer, ma alla persona, all'artista, alla grandissima cantante che ha lavorato e che ha anche firmato peraltro questa Now We Are Free insieme a Hans Zimmer, e sto parlando di Lisa Gerrard. Ecco, dici un po' da cantante che cosa trovi, che cosa pensi di Lisa Gerrard? Allora, vabbè, chiaramente è una grande cantante che ha fatto un tipo di ricerca sulla voce, insomma, quello che trovo molto, molto forte in lei è proprio l'aver usato la voce come uno strumento, cioè non è tanto, premettendo il fatto che appunto lei spesso, sia in Now We Are Free, ma in altri suoi brani, insomma, nei vari lavori che ha fatto, Con i Dead lei Can si, Dance, perché ricordiamo che lei era la cantante dei Dead Can Dance negli anni sì, 80 circa. Mm, sì, nell'81 hanno fondato insieme a Brendan Perry mm. questo, in realtà era un quartetto, poi è diventato un duo, insomma, però insomma sono i due fondatori e spesso si è servita lei di una lingua, di un idioma praticamente inventato, nel senso Mm. che si rifaceva un po' come sonorità a quelle potevano essere la tradizione delle lingue antiche, no? L'aramaico, il gaelico piuttosto che il greco antico, però fondamentalmente lei ha usato questo linguaggio non diciamo inesistente, Mm. secondo me proprio perché in quel modo, togliendo il senso della parola, lei ha lavorato proprio sul suono, per Mm. cui per Mm. lei era importante proprio raccontare delle emozioni, un mondo interiore anche molto visionario, no? Per certi Mm. versi, proprio lavorando sul suono della voce e E, non e- sul testo. e quindi non avendo il testo come un peso da portarsi dietro, si è concentrata semplicemente, come dicevi te, appunto solo sullo strumento, solo sul suono. Sì. Eh, Senti, bellissima questa lettura. E io andrei invece a parlare della tua carriera in qualche modo. Allora, tu se hai una particolarità evidente che ti distingue da molte altre cantanti, è il fatto che tu hai questa attività parallela, cioè da una parte la cantante e dall'altra parte l'attrice, e a volte si incontrano anche questi due ruoli. Mi parli di quando si sono incontrati, di uno spettacolo che ti è rimasto particolarmente, che hai a cuore? Ma guarda, diciamo appunto che questa è un'esigenza che io ho sempre avuto fin da piccola, no? Di coniugare la voce, il canto con la recitazione, per cui negli anni mi sono un po' dedicata un po' all'una e un po' all'altro e devo dire che si è coronato questa cosa quando ho potuto fare questo spettacolo per l'Unlights, cioè per raccogliere fondi tramite l'Unlights, che è questa associazione storica che si occupa praticamente della prevenzione e della ricerca sull'AIDS. Mm. E in particolare per Unlight Lazio ho messo in scena questo spettacolo che si chiama Amore in atto unico, che ho ideato, scritto, e in realtà poi i testi sono diciamo una raccolta di testi di grandi autori, di grandi poeti come Pessoa, Alda Merini, piuttosto che Shakespeare, ma Mm. anche canzoni Mm. che vanno da Fossati piuttosto che Herbert Pagani, addirittura i Police.
ed è un po' un recital teatrale che fa un racconto sull'amore tramite appunto questi testi, però abbastanza da una parte scanzonato e dall'altro un po' così malinconico. Infatti ci sono due attrici, una sono io, una è Cinzia Susino, che hanno un po' questi due ruoli contrapposti, una ancora romantica che ci crede, l'altra un po' più così cinica, se vogliamo. Cinica, ok. Sì. Senti, saltando di palo in frasca, ma non più di tanto, io so che tu un altro mestiere appunto che fai è quello relativo alla didattica, alla didattica vocale in questo senso. Allora, noi sappiamo quello che è successo negli ultimi 2 o 3 mesi, c'è stato il fermo totale di tutte le attività, non solo musicali, live, concerti, ma anche didattica. Ecco, che cosa sta succedendo? Mi dici un attimo in questo momento qual è il punto della situazione? Ma guarda, sì, la questione è proprio questa, che adesso diciamo prossimamente, quando si riuscirà un po' a riattivare quelle che sono le scuole di musica, che sicuramente saranno veramente, credo, le ultime che potranno aprire, e quindi diciamo che in parallelo a un lavoro in presenza che comunque in particolare per la tecnica vocale, per lo studio del canto è necessario, però è fondamentale, però si sta sviluppando in parallelo tutto un discorso, diciamo, sul digitale, perché ormai comunque il futuro è questo e non si può tornare indietro, per cui secondo me si tratta un po' di ripensare anche proprio la didattica riguardo il canto online, perché ovviamente va incontro a tutta una serie di difficoltà che dal suono, dal riconoscimento sonoro di alcune cose, ma anche l'aspetto ovviamente fisico, perché insomma ricordiamoci i cantanti, il cantante è un atleta, cantare è un atletismo, per cui ci vuole un contatto anche sia fisico, ma ovviamente di rapporto con l'insegnante, quindi è abbastanza complicato, e con l'allievo, per cui ripensare la didattica credo che sarà necessario, perché tutto si starà spostando in questo senso. Da questo punto di vista io ti volevo chiedere, dimmi almeno una cosa di positivo che hai riscontrato nell'utilizzare questo mezzo. Ce n'è uno almeno. No, ma guarda, ti ripeto, si tratta di ripensare, nel senso che mi sono resa conto che, per esempio, è necessario programmare in maniera sistematica alcuni passaggi della didattica, che da una parte, diciamo, che in live vengono raccontati, detti, no, con l'allievo, e secondo me paradossalmente un pochino si perdono, mentre con la didattica online tu sei costretta per esempio a fare tutta una serie di esercizi, registrarli, sistematizzarli e darli all'allievo, che li dovrà fare da solo, poi chiaramente con un check-up che verrà fatto con me, però quello sistematizza un lavoro, per esempio, e in quel senso mi ha sorpreso, perché è funzionale. È funzionale, poi è chiaro che non può escludere in assoluto il lavoro in presenza, perché non è possibile. Lì non se ne esce. Senti Sabrina, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro il meglio, sia per quanto riguarda cantante, attrice, didattica, la qualsiasi. Tutto. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e alla prossima. Ciao.